Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Ho voluto esagerare e fare questa entrata d'effetto. Oggi, partito dal piccolo frazione di Vallonara, il percorso che vi farò scoprire oggi mi porta in una strada che ha 2000 anni. Andrò anche su dei boschetti veramente incredibili di un ex convento, per portarvi poi in zone dove ci sono delle cascatelle nate da cavità e grotte, un qualcosa di spettacolare. Allora, oggi tutto questo e molto di più in questo video, venite con me che vi porto a scoprirlo. Partendo dal centro della piccola frazione di Vallonara, dopo qualche centinaio di metri trovo subito un bivio che mi porta a immergermi nella natura per l'esperienza di oggi. Al bivio trovo anche una casa con una facciata con delle scritte della prima guerra mondiale. Tra queste c'è anche la più grande comando di tappa. Vi racconto questa storia facendovi guardare il sentiero. Da quel punto nel 1916 passavano truppe, artiglierie e automezzi verso l'altopiano di Asiago. Eravamo in guerra contro gli austro-ungarici, chiamata dagli italiani Straf Expedition, un nome che non è corretto in quanto il termine significa spedizione punitiva, ma gli austriaci erano entrati in guerra contro di noi non solo perché non eravamo loro alleati, ma perché gli interessavano i nostri territori. Da lì c'era anche tantissima gente, tutti gli abitanti dell'altopiano che scendevano privati della loro vita e delle loro cose, dei veri profughi in cerca di crearsi una nuova vita in altri luoghi dove potessero riniziare da zero. Da lì passò anche una brigata che voglio far presente in quanto restò dalla primavera del 1916 per un anno a combattere in altopiano con ingenti perdite. Era il gruppo sardo, la brigata Sassari, che venne poi deciso di dargli un piccolo periodo di riposo qui in pianura prima della battaglia che prende il nome di Battaglia dell'Ortigara. Il percorso di oggi avrà all'incirca 1500 metri di dislivello, una lunghezza per questo giro d'anello di 36 km. Il paesaggio è impagabile, è qualcosa che ti fa venire l'energia in queste belle salite, e avremo percorso che si svolgerà prevalentemente su sterrato, alcuni tratti di single track, alcuni tratti di prato bosco, e cercheremo di fare il minor asfalto possibile, un bello zig zag che merita tutto per apprezzare panorami bellissimi come quello di oggi. Se la tira. Pur essendo amarostica si pensa ai ciliegi, ma non sempre troviamo queste coltivazioni di questi frutteti, in quanto in alcune aree come questa si predilige piantare gli ulivi, in quanto il terreno calcareo non è adatto alla coltivazione dei ciliegi, che preferiscono un terreno più argilloso
che mantiene l'umidità. Ciao bel cagnolino, non attaccarmi. Ciao bello, sei buona tu. Ciao, buona giornata. E adesso andiamo a fare un tratto del Sentiero del 7 Caio 800 che porta verso Rubbio, e questo sentiero veniva usato per scendere da Conco verso Marostica. Bello tosto, andremo a fare dei tratti più praticabili. Da Crosara a Grammarolo mi trovo a percorrere una strada armentaria romana, 2000 anni di storia, costruita nel I secolo. Armentaria significa che serviva per portare grossi gruppi di bovini, cavalli e pecore dalla pianura verso l'altopiano di Asiago. Da qui scendevano poi i prodotti estivi come il formaggio, il carolo e la ricotta. Veniva usata anche negli anni 50 dagli abitanti di Conco per scendere verso Marostica. Venivano portati anche la lana verso Padova, dove continuavano le strade romane. Padova fu uno dei centri più grossi della lavorazione della lana, dove vide un veramente splendido fiorire dell'economia. Adesso è visibile a Marostica solo in questo piccolo tratto e anche in un'altra zona. Pensare come si è mantenuta nel tempo, e ora viene chiamata Seio o Saiso per il selciato che si trova ai lati di tutto il percorso. Qui ci sono dei tratti belli ripidi, fattibili in bici se si ha fiato e gamba. Vado su. Percorso il sentiero del Seio, arrivo a Gomarolo, qui una frazione di Conco, per poi addentrarmi in questo paesaggio montano, prealpino, veramente incredibile, sembra fiabesco fatato. Probabilmente un ambiente molto umido, da come vedo dai muschi qui ai lati. Il fondo è abbastanza scassato ma fattibile, qui si fa anche un po' di tecnica, e arriverò in zona Fontanelle. Bellissimo questo tratto immerso nel verde. Da Fontanelle proseguo la mia salita verso Bielli, Tortima e poi Pradipaldo. Qui già molto più pedalabile, fondo più regolare anche se tira tanto. E adesso mi dirigo da Bielli a Tortima e questo è uno spettacolo grandioso. Wow.
Oh, Tortima. Si legge nell'insegna del comune il balcone dell'altopiano. E che dire, è proprio vero. La giornata non è limpida, ma lo spettacolo è grandioso. Adesso andrò a fare un altro tratto del sentiero CAI 800 in discesa. Sarà molto bello. Dopo aver affrontato la discesa del 7 sentiero CAI 800 che porta da Marostica fino ad Asiago, noi abbiamo fatto un piccolo tratto, serve un po' di tecnica, un fuorisella, quindi sedere verso la ruota dietro, e per chi come me ha una front con solo 100 mm di escursione, una bella ammortizzazione di braccia e gambe, divertimento assicurato. Il paesaggio anche ora è stupendo. Arrivato a Pradipaldo, ormai a 2/3 del percorso, siamo in un'altra terrazza panoramica sulla bellissima pianura, e dopo questo panorama andrò a immergermi di nuovo in un boschetto dalle sue cascate spettacolari. Che belli che siete, non potevo non fermarvi a salutare. Guarda come prende il sole. Ciao belli e buona giornatina. In questo boschetto rigoglioso troviamo il sentiero dei Gorghi Scuri. Sentite già il rumore di queste piccole cascatelle che nascono da cavità, da piccole grotte, e generano questo fruscio, primi colori della primavera, un posto veramente unico dove ci sono dei bellissimi sentieri da fare anche a piedi. Ecco la mia bici pronta per continuare il giro. Arrivato al clou dei Gorghi Scuri, è un qualcosa di spettacolare. È un suono rilassante. Ora non mi resta che andare verso Valle San Floriano. Eccomi qui di nuovo in questi bellissimi sentieri per andare a chiudere il video portandovi sulle colline di San Benedetto, chiamate così perché un tempo c'era un convento, ormai non ci sono neanche più i resti, ma nei documenti vescovili si trova testimonianza. Sono posti favolosi, continua il giro, manca poco.
Anche l'avventura di oggi è giunta al termine, sono nelle colline di San Benedetto, manca pochissimo per arrivare a Vallonara. Sono qui vicino a Marostica e vi ho fatto vedere delle immagini del centro e del castello che sono veramente fantastici. Bei percorsi da fare in mountain bike, emozionanti, divertenti, un paesaggio incredibile, belli tosti, 36 km, 1500 metri, serve una bella gamba, alcuni punti sono tecnici, vi consiglio di farli, non sono particolarmente difficili, una media difficoltà, da fare anche a piedi. Nel sito del comune trovate alcuni itinerari che vi portano nei luoghi che ho fatto oggi. E che dire, al prossimo video, se non siete già iscritti iscrivetevi. Ciao da Federico!